rispondo a questa domanda per cortesia. Vogliamo sapere perché in Campania non ha appoggiato il candidato del Movimento 5 Stelle Roberto Fico? Perché io credo che... Non è che non voglio una risposta. Perché sei scacciato? Quello dell'acqua l'ha già ripresa tutta presa. Possiamo fare anche con Paolo Carsini, il segretario. Quello dell'acqua l'ha già ripresa. Possiamo farla con Quello dell'acqua l'ha già ripreso? Sì. Ce l'ha già ripreso. Quindi il 12 marzo ci vediamo a Roma. Allora andiamo quello del... Parliamo della questione della campagna di Roberto Fico. Io penso perché l'Italia dei Valori è un partito che sente la responsabilità di non consegnare il clan dei Casalesi la campagna al clan dei Casalesi. E bene avrebbe fatto anche Fico ad essere responsabile e stare tutti insieme in un unico fronte, il fronte dell'opposizione alla Camorra. Perché la Camorra non si sconfigge da adesso al 29 marzo, si sconfigge dal 29 marzo e per i prossimi 5 anni. Se tutti insieme avessimo fatto e facessimo squadra comune, fermiamo il clan dei Casalesi, fermiamo i candidati del sottosegretario Cosentino, fermiamo lo scempio che il centrodestra in Calabria fa. Cercate di capire, non basta fare opposizione a se stessi per gridare al vento da adesso al 29 di marzo, è necessario mettersi tutti insieme, perché sa perché Mussolini ha vinto, sa perché Hitler ha vinto, perché tutti stavano a guardare e qualcuno faceva resistenza. Invito, io sono stato il primo che ho supplicato il Partito Democratico, la piazza, Grillo e tutti, ho supplicato tutti insieme con un candidato solo, che ci mettiamo da solo, ognuno per sé e facciamo la bella figura da adesso fino al 29 di marzo, vuol dire che dal 1° di aprile in poi per 5 anni affidiamo la campagna al clan dei Casalesi, abbiamo l'intelligenza, la forza, la responsabilità, noi della società civile, noi che facciamo opposizione e noi dell'Italia dei Valori che siamo una forza politica, che siamo presenti in tutto il territorio, non ci possiamo permettere solo di fare opposizione da adesso fino alle elezioni, dobbiamo costruire un'alternativa. E allora l'invito mio che dico a tutti voi, non cadete nella tentazione di pensare di essere autosufficienti. Responsabilità vuol dire umiltà, vuol dire impegno, vuol dire collaborazione, vuol dire stare tutti insieme. La resistenza è uniti, non ognuno pensando di essere il Padre Eterno e pensa agli altri che sono nessuno. Io con un gesto di responsabilità, ho accettato di ingabbiare De Luca in una serie di impegni ben concreti, fuori se vieni condannato, ma intanto costruiamo questa alternativa. E De Luca, a differenza di Berlusconi che contro i magistrati, si è affidato alla magistratura e noi vogliamo che la magistratura indipendente lo giudichi se è colpevole o non condanna, ma che lo giudica al più presto. Quello che noi non possiamo più accettare è che ci sono delle persone che pensano che soltanto facendo opposizione e non proposta, responsabilità si possa fare questo. Noi qui, questa piazza, è la nostra piazza perché la sentiamo nel cuore, perché la sentiamo nell'anima, perché la sentiamo nella coscienza. Questa piazza è quella che ci impegna di più a stare dentro il Parlamento, a fare opposizione tutti i giorni. Voi sapete che in Parlamento l'Italia dei Valori è l'unico partito che ha votato per l'arresto di Di Girolamo. Sapete che lui è l'unico partito che ha votato per l'arresto di tutti i parlamentari. Sapete che l'Italia dei Valori è una formazione politica non storta. Quale motivo? Non è ancora in tempo per cambiare idea e appoggiare una speranza. Non ci ha capito. Fico se fosse stato il candidato, Fico se fosse stato il candidato, onorevole Di Pietro, ma candidato da solo, peccato, era così simpatico, era così, stavo rispondendo, stavo dicendo, sono arrivati 4 stronzi e se ne sono andati. Ma che cazzo erano quelli?